quarta bandierina in provincia di Agrigento, oggi a San Biagio Platani. Sì, oggi come da programma siamo a San Biagio Platino, domani Caricattì e dopo San Mattino. Però devo dire che questa sera a San Biagio Platino, come diceva al sindaco e al mio amico Biagio, è come stare a casa, è diverso, sento un rapporto diverso. E poi anche devo riconoscerlo il discorso che ha fatto il prete. Nelle altre inaugurazioni, ne abbiamo fatto tantissimo, non c'è mai stato un prete. Il fatto che qua la comunità abbia chiamato un prete significa ancora come sono vicina alla tradizione, e questo mi avvicina ancora di più. Ecco, l'EcoGreen comunque comincia a essere una realtà importante in Sicilia, ma non solo. Noi siamo in tutta Italia, abbiamo la licenza, dicevo, per tutta l'Italia, però Agrigento, la Sicilia, ma Agrigento in particolar modo, per me rimane attrazione principale. Sindaco, cosa significa per un piccolo comune dell'entroterra, agrigentino in questo caso, una nuova apertura di un'attività commerciale? Allora, per San Biagio Platani non è la prima, di sicuro non sarà l'ultima. Infatti, come dicevo anche a Marcello, abbiamo fatto tante inaugurazioni con giovani ragazzi grazie a un finanziamento che abbiamo avuto dal Ministero. 280.000 euro diviso in 3 anni, abbiamo fatto aprire un po' di ragazzi e quindi questo significa la vitalità che abbiamo a San Biagio, ma anche la voglia di lavorare, la voglia di andare avanti. Quindi questo un nuovo punto EcoGreen, dicevo infatti al Presidente, è molto importante per San Biagio, per una cosa principale, infatti dicevo questo, avere un punto di riferimento dove la gente anziana, ma anche i giovani, possono arrivare e vedere effettivamente quello che hanno in bolletta, oppure quanto pagano, perché pagano quello, è importantissimo. Infatti per quello dicevo, ce ne vorrebbero dei punti EcoGreen come questi nella provincia di Agrigento. E ce l'abbiamo nel progetto. progetto, è un progetto che abbiamo di continuare ad aprire. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. C'è un programma bello ambito che nei prossimi dai 3-5 anni dovremmo portare avanti.